le persone che pur avendo problemi di memoria si muovono, hanno un andamento della malattia decisamente migliore. E quindi da queste intuizioni abbiamo, non solo noi ovviamente, ma anche in tutto il mondo, si è cercato di capirne i motivi. E ormai oggi ci sono evidenze cliniche che sottolineano la positività straordinaria dell'accoppiata movimento-memoria, e muoversi significa far crescere anche un cervello ammalato per mantenere il più possibile vivo e addirittura per svilupparlo anche in tarda età. L'investimento sui nostri operatori, che sono il fronte della qualità, è sempre alto e qualificato. Queste giornate ci rendono orgogliosi perché ci permettono di aprirci alla città e permettono ai nostri operatori di confrontarsi con altre esperienze, altre situazioni e soprattutto con altri operatori e formare giovani studenti che opereranno sul territorio. Oggi la popolazione anziana in Italia arriva al 20,3%, nel 2030 sarà quasi del 28%. Sono numeri sui quali noi politici dobbiamo riflettere e anche studiare le azioni in prospettiva. Però, come vi ho detto, sono qui per un fatto assolutamente personale. Io ho scoperto la malattia di Alzheimer per forza e mi sono trovata di fronte a situazioni che non conoscevo, situazioni molto particolari. Mi sono accorta che spesso si confonde una depressione e non si sa che è una malattia vera, invece, una malattia che ti colpisce profondamente e i familiari forse nell'immediatezza non se ne rendono conto. Il problema vero è che se noi muoviamo le gambe riusciamo a muovere anche la testa, così è vero anche il contrario, se abbiamo una testa attiva, una testa attenta a quello che ci sta intorno, si muovono anche le gambe. Il tutto costruisce questa macchina complessa che è il corpo dell'uomo, che ha le sue modificazioni con l'invecchiamento, ma che continua ad essere una macchina complessa. Guai a chi pensa di semplificarci, non lo siamo. E come tale bisogna insegnare ai giovani anche che la vita non è fatta di segmenti, non è fatta di pezzi, non è fatta di gambe, di cervello, di cuore e di pelle, ma è l'uomo che va curato nel suo insieme, ma non per retorica, non per atteggiamenti psicologistici, ma perché questa è la clinica vera.